Buonasera dalla Stella Azzurra, 17° turno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8, seconda giornata di ritorno in campo Roma Calcio 8 GSA e Zio Mauro Maccarrese. Nelle ultime 3 giornate la Roma Calcio 8 ha ottenuto 3 vittorie, lo Zio Mauro Maccarrese neanche una. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Il primo pallone sarà giocato dalla Roma Calcio 8 che vedete schierata da destra a sinistra dei vostri schermi. Parte subito con una botta di Ciccolini il match. Il pallone che si infrange contro le maglie avversarie. E dunque primo possesso che di fatto passa immediatamente al Zio Mauro Maccarrese, che si spinge nella metà campo avversaria con un pallone sulla sinistra non tenuto in gioco dal numero 7. Rimessa laterale ora in favore della squadra ospite, giocata in verticale, si combatte, prova a tenerla in campo Cichella, non ci riesce. Rimessa laterale sull'out di sinistra, battuta verso il centro, allontanato il pericolo. Poi Ciccolini prova a rimettere ordine, scambia con Cichella, pallone all'indietro, si ricomincia dall'area di rigore della Roma Calcio 8. Possesso prolungato all'interno della propria metà campo. Si va a vedere ora centralmente Ciccolini che viene servito, va dal numero 16, si torna ancora all'indietro. Ora in verticale Cichella, viene servito, prova ad allargare sulla sinistra in favore del numero 7 Seferi. È stato però chiuso, rimessa da 3 dunque per la Zio Mauro Maccarrese. Si combatte sulla destra, c'è Ciccolini che va a guadagnare questa rimessa laterale, proprio lui la batte con le mani, pallone prolungato, può arrivarci Seferi. Ci arriva prima di lui il portiere della Zio Mauro Maccarrese che la fa sua. Pallone perso ora dalla squadra ospite, rimessa laterale, giocata subito in avanti verso Seferi che prova a ottenere almeno un calcio d'angolo, una rimessa laterale, no, è suo l'ultimo tocco. La rimessa con le mani sarà in favore della Zio Mauro Maccarrese. Battuta in questo momento, scarico, poi senza troppi fronzoli allontana la difesa per il numero 9 dell'anno che prova a liberarsi, sfera che rimane lì, ci prova da lontano col destro un calciatore della Zio Mauro Maccarrese, pallone finito sul fondo finisce anche questo tentativo da parte di Ciccolini di trovare un compagno. Pallone in verticale ora, fa buona guardia alla difesa, Ciccolini in mezzo al campo controlla, tocca per un compagno, subito la verticalizzazione per Seferi, l'anticipo del portiere che è provvidenziale in questo caso, attenzione Dell'Anno che riceve, prova a combattere, Dell'Anno calcia addosso a un avversario, pallone che rimane lì e viene allontanato solo in questo momento. Cichella non controlla, ma il pallone gli viene servito ora da Seferi, prova ad allargare ma sbaglia il tocco, scivola poi il numero 16, sale la Zio Mauro Maccarrese, pallone per Dell'Anno che prova a mettere in movimento un compagno, il tocco sotto e pallone che termina sul fondo, vicino al vantaggio la squadra ospite. Ci ha provato il numero 14 della Zio Mauro Maccarrese, si tratta di Ottaviani che ha scambiato bene con Matteo Dell'Anno ma è stato chiuso proprio Dell'Anno, ora riceve, va via ad un avversario, lo ferma poi il raddoppio di Ciccolini nel tentativo di ripartire. Ancora buona la pressione della Zio Mauro Maccarrese e dunque deve ripartire ancora da dietro la Roma Calcio a 8. Seferi prova a cercare Cichella, viene chiuso per il suo passaggio. Rimessa laterale per la Zio Mauro, il colpo di testa
Pallone che arriva dalle parti del numero 16, poi Seferi, serve ancora il compagno sulla sinistra, parte il cross raso terra, in mezzo non c'è nessuno, buona l'iniziativa che ha portato al traversone Lo Russo, al centro dell'area però è arrivato in ritardo Cichella, non riuscendo a concludere. Ancora l'anticipo, Lo Russo, era andato in porta il numero 3 Alessio Oliva, aveva commesso però un'irregolarità ai danni di un avversario, sarà calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarrese. Battuta forte, va a finire non troppo lontana dai pali, siamo già all'altra parte però, attenzione all'1 contro 1 di Seferi, in mezzo a tre avversari, prova a calciare col destro, diagonale che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo, buona iniziativa di Seferi. Pallone per il numero 10 che va a lungo a cercare Dell'Anno, anticipato dal portiere Oliva, tocca su Ciccolini, Cichella anticipato ancora, si deve ricominciare da dietro, Lo Russo si gira ma il gioco è stato fermato per un problema al numero 10 Paradiso della Zio Mauro Maccarrese. Paradiso chiede il cambio, un problema muscolare per lui. E c'è la sostituzione, dunque, primo cambio del match nella Zio Mauro Maccarrese. Paradiso viene sostituito. Il gioco riprende in questo momento con una rimessa laterale in favore, pallone che viene restituito da Roma Calcio a 8. Ora Ciccolini la perde, attenzione il numero 11 torna su di lui, ma ancora il numero 4 della Roma in possesso, va ad alzare questo pallone poi in la ricerca di Seferi che controlla bene, mette dietro dove arriva nel leggero ritardo Cichella, allora può ripartire la Zio Mauro. Dell'Anno, sfera poi per il numero 14 Ottaviani che allarga sulla sinistra per un compagno che può accentrarsi, viene fermato però nell'1 contro 1 da un avversario, sarà rimessa laterale per la Zio Mauro Maccarrese, battuta in verticale ma ha perso il pallone. Cichella può ripartire, tocco leggermente fuori misura per Oliva che è costretto a rallentare, va Ciccolini, ancora per Cichella, verticalizza il numero 8, non c'è l'intesa però con Seferi che stava andando dall'altra parte del campo. Dunque nulla di fatto quando sono trascorsi 8 minuti dall'inizio della gara. Dell'Anno scarica per un compagno, il tocco ad allargare sulla destra, la verticalizzazione sulla quale arriva il tocco del numero 7 Bibi, involontario chiaramente, e regala però la rimessa laterale agli avversari. Oliva per Cichella, avanza palla al piede, tocca per Ciccolini, attenzione perché c'è spazio per Ciccolini che va via un avversario, poi viene fermato, possibilità di contropiede per la Zio Mauro Maccarrese, attenzione alla possibilità, sale palla al piede il numero 7, poi pallone che dopo un rimpallo termina tra le braccia del portiere della Roma Calcio a 8, attenzione ancora qui al pallone perso e recuperato dalla squadra ospite. Ciccolini interviene poi, fase molto confusa del match, il destro liberato dal numero 2 Paoli, sarà calcio d'angolo per la Roma Calcio a 8. Calcio d'angolo che va a battere Lo Russo, pallone verso il centro, allontanato dalla difesa, Ciccolini poi mette giù, prova ad andare via Ciccolini ma viene fermato dalle maglie avversarie e può ripartire in contropiede la Zio Mauro Maccarrese, c'è il movimento sulla destra, preferisce calciare col destro invece e va poco lontano dai pali il tentativo del numero 6, ma siamo già dall'altra parte con Cichella che prova ad appoggiare per Seferi che arrivava, non c'è stata nessuna irregolarità di Seferi che ha anche guadagnato un calcio d'angolo. Cichella batte corto, scambia con Seferi che restituisce il pallone a Cichella,
dietro c'è Oliva, preferisce andare dall'altra parte del campo. Ancora pallone per Cichella che mette giù bene questa volta. Tocca corto per Seferi che restituisce. Centralmente c'è Ciccolini, va via bene Ciccolini, poi arriva un secondo avversario che non riesce a superare e allora ancora può ripartire Lazio Mauro che prova a far male in contropiede. Fallo ai danni di Matteo Dell'Anno, calcio di punizione per la squadra ospite. Calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarrese. Che ha iniziato bene la gara. Arriva il fischio da parte del direttore di gara. La conclusione col destro, addosso alla barriera. Sfera che arriva nei pressi del numero 16 che prova a calciare. C'è il tocco in corner, la deviazione da parte del portiere della Roma Calcio 8 Caterini. Angolo che va a battere il numero 16 che alza questo pallone, lo alza troppo però decisamente fuori misura il corner battuto da Zorzi. Corner di Zorzi fuori misura, dunque rimessa laterale per la Roma Calcio 8, battuta, hanno ricominciato da dietro gli uomini in maglia rossa, c'è ora un fallo su Seferi, calcio di punizione per la Roma Calcio a 8, Cichella va a posizionare il pallone guadagnando qualche metro di troppo secondo gli avversari. Dell'Anno chiede all'arbitro di rettificare la posizione, per l'arbitro va bene quel punto di battuta, conta i passi per permettere a Vadala di sistemare la barriera. Arriva il fischio, parte Cichella addosso alla barriera, sfera che arriva dalle parti di Ciccolini che prova a calciare col destro, c'è la grande risposta di Vadala. Poi Cichella di testa, sfera che rimane lì, si combatte e poi rimessa laterale per la Zio Mauro Maccarrese, subito giocata in verticale dalle parti di Seferi che non riesce a tenere il pallone in campo. 13 minuti trascorsi dall'inizio di questo match. Zio Mauro Maccarrese che ora prova ad andare in avanti ma viene fermata, lo russo atterrato, sarà calcio di punizione. Chiede scusa a Zorzi, scontro tra numeri 16. Ciccolini batte veloce verso un compagno, poi Cichella ricomincia dal numero 5 che allarga sulla destra, si sfera che rimane tra due uomini e c'è poi un brutto fallo con cartellino giallo. Fallo ai danni del numero 2 della Roma Calcio a 8 Paoli. L'irregolarità punita col cartellino è stata commessa da un calciatore della Zio Mauro Maccarrese. Calcio di punizione dunque, c'è Seferi sul punto di battuta, l'arbitro chiede qualche secondo in più perché lo russo è un avversario tutto a posto, si può partire. Seferi gioca all'indietro per Ciccolini che tira col destro, sfera che rimane lì e poi toccata in corner, prima vera occasione per la Roma Calcio 8. Pallone giocato all'indietro,
Cichella mette il pallone dentro, allontanato. Poi c'è Dell'Anno che guadagna intelligentemente questo calcio di punizione. Arriva anche il cartellino giallo per il numero 5 della Roma Calcio a 8, indelicato. No, scusate, d'Alessandro. Calcio di punizione. Due in barriera, parte il tiro. Fuori non di poco la conclusione da parte del numero 8 Marchetti. Attenzione al pallone in verticale per Seferi che scorre e diventa preda del portiere. Poi Zorzi va via bene, tocca per un compagno, Ottaviani, che prova ad allungare. Sfera persa però, possesso ora per la Roma Calcio 8, il movimento sulla destra di Paoli che guadagna campo, ottiene anche una rimessa laterale, se ne incarica proprio lui, battuta all'indietro per Cichella che scambia col compagno, ancora Luca Cichella, torna all'indietro e serve d'Alessandro che guadagna una rimessa laterale, la batte Oliva su Ciccolini, la verticalizzazione improvvisa di Oliva, davanti però Seferi non c'è, si stava muovendo per andare incontro al pallone e dunque sfumato questo tentativo offensivo da parte della Roma Calcio 8. Zio Mauro che ora gioca in verticale, il colpo di testa di Oliva, Ciccolini combatte in mezzo a tre maglie avversarie, la perde, possibilità per Dell'Anno di calciare, torna Ciccolini su di lui, commette fallo. Sarà calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarrese. Zorzi sul punto di battuta, ma anche il numero 7 Bibi. Alle loro spalle il numero 6 Pezzo. Vediamo chi tirerà. Parte Bibi col destro a giro. Pallone che termina fuori. Siamo già all'altra parte però, dove c'è Seferi. Seferi rientra, viene atterrato, guadagna un buon calcio di punizione. Cichella sistema i suoi all'interno dell'area, sarà il numero 8 a battere, parte Cichella all'indietro per il destro di Ciccolini che si infrange contro le maglie avversarie. Va a battere Ciccolini con le mani verso il centro, il colpo di testa da allontanare. Rimessa laterale per la Roma Calcio 8, pallone verso il centro con Oliva che ha commesso un'irregolarità secondo il direttore di gara. Sarà calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarrese, battuto velocemente in avanti, l'anticipo di Paoli, arriva però Zorzi a tenere viva l'azione, calcia addosso al numero 15 avversario, appena entrato indelicato, ha respinto la conclusione di Zorzi. Pallone in verticale ora per Dell'Anno che prova a girarsi, libera il sinistro, il pallone termina di poco fuori. Grande giocata da parte di Matteo Dell'Anno, vicino al vantaggio. Ciccolini allarga sulla destra per Paoli, lo scarico poi su D'Alessandro che ricomincia da Paoli, va in verticale, trova Seferi, Seferi si gira bene, poi è in mezzo a traversari, riesce a far partire un traversone, Badala con le mani, la blocca sicuro. Ora
Pallone centrale per il numero 8, leggermente defilato sulla sinistra, prova a servire un compagno, non ce la fa, poi ancora Zorzi combatte con indelicato, l'irregolarità è del numero 15 della Roma Calcio 8, calcio di punizione per Lazio Mauro. Il numero 9 Matteo Dell'Anno va a posizionare il pallone sul punto da cui partirà il suo calcio di punizione, presumibilmente diretto verso la porta avversaria. La rincorsa del numero 9, il destro sporcato da un compagno, termina sul fondo. Ha calciato male sicuramente. Ora Cichella gioca su D'Alessandro che allarga a sinistra dove c'è Oliva, ancora in verticale Seferi mette dentro, arriva Ciccolini che mette giù col petto, calcia col destro ma controllato col braccio secondo il direttore di gara, e quindi tutto da rifare, o quantomeno occasione persa, e dunque calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarese. Marchetti sistema il pallone a terra, sarà lui a battere. Va a calciare direttamente verso la porta avversaria. Caterini controlla che il pallone si abbassi comunque al di sopra della traversa e fa ripartire i suoi. All'interno della propria area di rigore scambiano i calciatori della Roma Calcio 8. Paoli serve ora Ciccolini che allarga il gioco, la tiene in campo, no, Oliva. Rimessa laterale per Lazio Mauro, giocata subito su Dell'Anno che col tacco prova a imbeccare un compagno, c'è la trattenuta e arriva il giallo per Oliva. Qualche protesta da parte di Cichella e compagni. Sarà calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarese. Sul punto di battuta c'è Marchetti, il numero 8 della squadra ospite. L'area è folta di uomini. Parte Marchetti addosso alla barriera. Ricomincia Zorzi che va direttamente dal suo portiere, col quale scambia, poi prova a rinviare. Indelicato si oppone bene, lo costringe ad accontentarsi della rimessa con le mani che proprio Zorzi va a battere in verticale per Dell'Anno che combatte. Arriva poi al suo supporto il numero 11 che allarga bene sulla sinistra dove c'è proprio Marchetti che prova a toccare in verticale, pallone che rimane a metà, poi una conclusione che attraversa l'area di rigore e termina sul fondo. Il tentativo da parte del numero 14 Ottaviani, pallone alzato ora, Seferi combatte, serve ancora Cichella, Cichella! Pallone che tocca la parte bassa della traversa ed entra in rete, è l'11° gol in questo campionato di Luca Cichella ed è il vantaggio della Roma Calcio a 8 dopo 24 minuti del primo tempo. (1-0) per la Roma Calcio 8, che forse non merita questo vantaggio per quanto visto finora in campo. Partita tutto sommato equilibrata. Certo, Luca Cichella è alla sua 11ª marcatura in questo campionato, è uno che i gol li fa, e questi sono i giocatori che poi fanno la differenza, portando risultati anche quando magari il gioco scarseggia. Pallone ora sulla sinistra per Oliva che prova a crossare, viene respinto in fallo laterale il suo tentativo. Andrà a battere una rimessa con le mani il numero 3, mentre c'è un problema
a una spalla probabilmente per un direttore di gara, per uno dei due direttori di gara. Questo potrebbe prolungare chiaramente i tempi della partita. Anche Cichella a colloquio col direttore di gara per cercare di capire l'accaduto. Si avvicina anche l'altro capitano dell'anno. Vedremo se sarà in grado di continuare. Problema alla spalla per il direttore di gara quando è in corso l'ultimo minuto del primo tempo. Probabilmente questo porterà anche a dei minuti di recupero. Lo vedremo. Due di recupero segnalati in questo momento, mentre il direttore di gara sembra essersi ripreso. Rimessa di Oliva, battuta corta su un compagno che scambia ancora col numero 3, torna sul destro, va dietro da Ciccolini che tocca per Liotti, che apre poi per Paoli. In verticale Paoli a cercare proprio Cichella. C'è un fallo del numero 8, calcio di punizione in favore della Zio Mauro Maccarrese. Battuto corto per Zorzi, che va centralmente dal numero 14 di Ottaviani. Serve Marchetti, pallone in verticale per Dell'Anno che prova a combattere ancora Dell'Anno, viene fermato, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Liotti avanza palla al piede, va via bene a due avversari Liotti, poi scarica su Ciccolini che può avanzare palla al piede. Cichella si accerta delle condizioni di Matteo Dell'Anno dall'altra parte del campo, è in piedi però il numero 9 della Zio Mauro, allora si può giocare. Cichella calcia col destro e trova un gol improvviso nel recupero del primo tempo, il gol di Ciccolini. Anche per lui è l'11° gol in campionato e dunque sull'asse Cichella-Ciccolini la Roma Calcio 8 in vantaggio per 2-0. E arriva in questo momento il duplice fischio, si chiude la prima frazione di gioco, 2-0 per la Roma Calcio 8. Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Viene battuto in questo momento il pallone che dà inizio alla seconda frazione di gioco, giocato in verticale. La Roma Calcio 8, ricordiamolo, è in vantaggio per 2-0. Ora gestisce il possesso nei pressi della propria area di rigore. Pallone lungo, combatte il numero 15, poi arriva Liotti che prova a tenere la sfera nei pressi della bandierina. Serve all'indietro Ciccolini che calcia. Pallone respinto ma torna su di lui la sfera, va in verticale per il numero 15 che si libera, tocca, pallone che rimane lì e poi entra in rete. C'è il 3-0 della Roma Calcio 8 proprio all'inizio della ripresa, è arrivato il 3-0 da parte del numero 15 Indelicato. E ora partita sempre più al sicuro per la squadra di casa. Va a rinvio lungo il portiere della Zio Mauro Maccarrese, viene lasciata passare la sfera, allontana il portiere della Roma Calcio 8, ha alzato poi il pallone proprio da Indelicato, sfera che rimane lì, la riconquistano i padroni di casa. Allargato il gioco sulla sinistra per Seferi, Ciccolini verticalizza ancora, tocco però fuori misura, può intervenire un compagno, ancora Ciccolini all'indietro per D'Alessandro che tocca per il numero 15 Indelicato che libera il destro, finisce alto sopra la traversa
il suo tentativo. Pallone in verticale, Ciccolini colpisce. Poi Dell'Anno ha la possibilità di girarsi, ma viene fermato bene. Possibilità di contropiede per la Roma. Calcio a 8 con il numero 16 che si allarga sulla destra. Lo Russo fa partire questo traversone. Arriva poi Indelicato che serve ancora Lo Russo. Il rasoterra di Lo Russo verso il centro. Allontanata la sfera. Scarica per un compagno Dell'Anno che poi riceve. Ancora prova a girarsi. Attaccato. Riesce a scaricare. Pallone largo. Poi Zorzi ricomincia da dietro. Marchetti attaccato. Torna ancora dal portiere che va al rinvio lungo. Il colpo di testa di D'Alessandro. Scivola anche il numero 14 Ottaviani che riesce a tenere il pallone. Comunque verticalizzazione per Dell'Anno. Prova a girarsi il numero 9 e in mezzo a due prova ad andare via. Viene fermato, poi prova a riconquistarla. In parte ci riesce. Pallone per il numero 3 che fa partire un traversone fuori misura. Ancora Roma Calcio 8 in avanti con Ciccolini che scambia con un compagno. Ancora Ciccolini allarga sulla destra dove si fa vedere Oliva. Oliva fa partire il destro e trova un grandissimo gol. Il grandissimo gol di Oliva è il 4-0 della Roma Calcio a 8. Gran gol di Alessio Oliva e Roma Calcio 8 ora sul 4-0. Risultato sempre più al sicuro. Poco da aggiungere, insomma. Una squadra non brillante nel primo tempo, ma cinica al punto giusto e ora può veramente dilagare. Ancora il pallone nei pressi dell'area avversaria con il tocco del numero 10, sporcato in corner. Ci ha provato Sestili. Angolo di Lo Russo, all'indietro ancora per Oliva che ripensa al destro. Questa volta la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Non è riuscito in una clamorosa doppietta Alessio Oliva. Marchetti gioca in orizzontale con un compagno, poi ancora Marchetti prova a verticalizzare, chiuso però. Ancora Sestili a combattere, recupera la sfera, c'è Lo Russo dentro, Sestili va direttamente in porta, facile per il portiere che poi prova a far ripartire i suoi. Recupera ancora la sfera la Roma Calcio 8, poi pallone dall'altra parte, respinto, Ciccolini prova a mettere ordine, cerca l'1-2, Liotti tocca invece per Sestili, ritorna su di lui un avversario, ma Sestili con tenacia recupera il pallone, lo tiene in campo, scarica poi l'allargo per Oliva che allarga ancora a sua volta per Ciccolini, fa partire il rasoterra verso il centro e il tocco di Oliva, non trova la porta, vicino alla doppietta Alessio Oliva, vicino al 5-0 la Roma Calcio 8. Riceve Marchetti sulla sinistra, va a toccare all'indietro per il numero 6 che avanza, palla al piede, rimpallo fortunato che riesce a servire Zorzi sulla destra, poi viene atterrato, dunque calcio di punizione per il fallo ai danni di Pezzo che è stato messo a terra. Sarà calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarrese che a questo punto avrebbe bisogno di un miracolo sportivo per riportare a galla questa partita. La Roma Calcio 8 sembra in pieno controllo. Arriva il fischio dell'arbitro. La punizione addosso alla barriera, pallone in mezzo all'aria, allontanato con la possibilità per Seferi di partire sulla fascia. No, non è Seferi, è il numero 14 che si trova sulla fascia destra, scarica poi con Oliva, c'è lo scambio tra i due, pallone verso il centro a trovare Cichella che mette giù col petto e ricomincia da D'Alessandro
non ha bisogno di spingersi in avanti in questa circostanza Roma Calciotto, che preferisce saggiamente tenere il possesso nella propria metà campo. D'Alessandro verticalizza, c'è il numero 9 Liotti che controlla bene, allarga sulla destra per Lorusso che scarica all'indietro dove c'è il numero 14 che prova la botta col sinistro, respinta, sarà rimessa al laterale. Ci ha provato col sinistro Salvatore Paoliello. Pallone per Sestili che tocca all'indietro dove c'è ancora un compagno che serve Ciccolini, poi a destra dove c'è Paoliello per Ciccolini all'indietro, si ricomincia da Caterini che va ancora per Ciccolini, attaccato, se la cava il numero 4, subisce anche un'irregolarità da parte del numero 3 avversario, fallo commesso da Alberto Destro e dunque calcio di punizione in favore della Roma Calciotto che viene battuto nei pressi di D'Alessandro che va da Lorusso, lo scarico fuori misura, Ciccolini si impegna per tenerla in gioco, non ce la fa, rimessa laterale per la Zio Mauro Maccarrese, battuta ora sull'out di sinistra da Marchetti che scambia con un compagno, c'è poi la verticalizzazione a cercare Ottaviani che viene però fermato bene, pallone ancora verso il centro, Ottaviani la tocca di testa, sfera che rimane lì per Dell'Anno che prova a inventarsi qualcosa, riesce a ottenere un calcio d'angolo e arriva anche un time out. Si ripartirà con il calcio d'angolo in favore della Zio Mauro Maccarese. Il fischio dell'arbitro arriva in questo momento. Corner dalla destra, battuto verso il centro, c'è una serie di spinte in area, l'arbitro non fischia nulla, può partire in contropiede la Roma Calciotto con Sestili che mette in movimento un compagno, si tratta di Liotti che va dall'altra parte dove c'è il numero 14 che calcia a giro col sinistro, pallone alto sopra l'incrocio dei pali, ci ha provato Salvatore Paoliello con un sinistro a giro che non ha trovato fortuna. Ancora riconquista il pallone la squadra di casa, poi Grasso attaccato da Sestili, guadagna una rimessa laterale, no, la rimessa laterale della Roma Calciotto, la batte Oliva per Ciccolini che scarica su un compagno, va a largo da Paoliello che va da Ciccolini ancora, scarico all'indietro per Caterini che controlla, poi allontana dalle parti di Lorusso che viene anticipato da un avversario, il suo ultimo tocco, rimessa laterale per la Zio Mauro Maccarese, pallone in verticale a cercare il numero 7 che allarga bene il gioco sulla destra dove c'è la possibilità di saltare un avversario per il suo compagno, poi il tentativo dalla distanza di Marchetti e la risposta di Caterini che mette in corner. Corner ancora per la Zio Mauro Maccarese, pallone verso il centro, Caterini esce con i pugni e allontana, c'è Sestili che prova a tenere il pallone in gioco, commette un'irregolarità, calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarese. Calcio di punizione per la Zio Mauro Maccarese, area folta di uomini, 3 in barriera. La conclusione col destro, termina sul fondo. Caterini va subito lungo con le mani a mettere in movimento Oliva, che mette giù con un grande stop, poi prova ad andare via ad un avversario, si tratta di Grasso che lo ferma. Allora c'è la possibilità di andare dall'altra parte del campo, pallone in profondità per Dell'Anno che viene chiuso bene, poi Caterini fa sua la sfera, la blocca e fa ripartire i suoi ricominciando da Lorusso che gioca a destra su Oliva. Oliva va a verticalizzare per Sestili, attaccato dal numero 6
guadagna una rimessa laterale giocata dalle parti di Ciccolini. Ancora Ciccolini riceve, poi all'indietro per un compagno, e lui il play. Ciccolini lancia perché c'è un compagno libero che prova il colpo di testa, si trattava di Seferi, non è riuscito a indirizzare verso la porta avversaria. Siamo sempre 4-0 per la Roma Calcio 8 GSA, qui al Stella Azzurra. Attenzione al pallone in verticale per il tocco sotto di Dell'Anno. C'è la respinta di Caterini che mette in corner. Grande intervento da parte del numero 12 della Roma Calcio 8 GSA. Pallone per il corner che viene messo dentro. Il colpo di testa non riesce a indirizzare verso la porta dopo aver trovato bene il tempo. Il numero 6 Pezzo Caterini gioca corto con le mani. Sestili, rimessa con le mani ancora per la Roma Calcio 8. Ciccolini tocca per un compagno che lascia partire questo pallone fuori misura, controlla che la sfera finisca sul fondo e riparte in questo momento Paoli che appoggia su D'Alessandro, va via ad un avversario, gioca centralmente per il solito Ciccolini che allarga sulla sinistra dove c'è Paolillo che fa partire questo pallone verso il centro, chiuso però. Allora possibilità di andare per la Azione Roma Carrese sprecata subito. Allora Paoli mette a terra, ragiona, serve Ciccolini che avanza, verticalizza, male lo scarico, possibilità di andare per Marchetti, fermato però. Ancora Paoli, avanza palla al piede, verticalizza la chiusura con la sfera che arriva dalle parti di Lorusso, il quale combatte con un avversario, ritiene di aver subito fallo. E d'accordo il direttore di gara che assegna un calcio di punizione alla Roma Calcio a 8. Battuto veloce nei pressi di Ciccolini che mette in movimento Sestili, preferisce allargare il gioco sulla sinistra da Seferi. Seferi torna da Sestili, scambiano bene i due sull'asse di sinistra, poi arriva Zorzi a riconquistare il pallone, guadagna anche un calcio di punizione il numero 16 della Zio Mauro Maccarrese che potrà ripartire col possesso della sfera. Giocato ora il pallone, c'è una conclusione dalla distanza che termina abbondantemente sul fondo senza nessuna deviazione. Il tentativo ora Ciccolini in verticale, lo scarico bene sulla fascia per Seferi che va centralmente ancora da Ciccolini, combatte Ciccolini, perde la sfera, può ripartire il numero 7 della squadra avversaria che sbaglia il tocco a cercare Dell'Anno. Allora ancora Roma Calcio 8, pallone sulla sinistra da cui parte in diagonale, si tiene in campo il portiere per due volte, doppia parata. Avanza palla al piede, pallone per Dell'Anno, poi largo sulla sinistra da cui parte un tiro a giro da parte del numero 4 Rossi, pallone che sorvola la traversa. Sestili, Cichella allarga sulla destra dove si fa vedere Paoli che controlla, alza la testa, fa partire questo traversone sul secondo palo dove non c'è nessuno della Roma Calcio 8 a controllare. Allora Zio Mauro ancora a cercare Dell'Anno in avanti, pallone fuori misura, ci prova comunque il numero 9 che però non può arrivare su questa sfera. Ha controllato Caterini che la sfera uscisse, riceve ora centralmente Lorusso, attaccato alle spalle da un avversario, commessa un'irregolarità ai suoi danni da parte del numero 7, pallone poi giocato in profondità a cercare Seferi che perde il controllo della sfera, irregolarità commessa dunque da Bibi ai danni di Lorusso. Ancora Roma Calcio 8 con Sestili che perde la sfera, possibilità di andare per Bibi che cerca in profondità Dell'Anno, ancora un tocco fuori misura, lasciato un po' troppo solo il numero 9 della Zio Mauro Maccarrese. Cichella, Sestili,
perde il pallone la Roma calcio a 8. Allora parte il tiro dalla distanza e la risposta di Caterini in corner. Pallone sul secondo palo, Caterini si allunga, sfera che rimane lì e c'è il colpo di testa che termina in rete. Ha segnato la Zio Mauro Maccarrese, ha accorciato le distanze il numero 7 Bibi. Dunque in vantaggio ora per 4 reti a 1 la Roma calcio a 8, un calo di tensione anche comprensibile. L'uscita non perfetta di Caterini in occasione del gol. C'è un fallo ora ai danni di Lorusso. Cichella va ad incaricarsi della battuta. Sestili. Si gioca ancora con D'Alessandro che verticalizza, buono lo scarico, Lorusso ricomincia da Cichella, la mette a terra il numero 8 che poi scambia ancora con col compagno, riceve in verticale proprio Luca Cichella sul movimento di Paolì, la restituisce a Paolì che avanza verso il centro, la tocca, c'è il tiro di Sestili, respinto da un avversario che poi allontana e va a servire Zorzi, il quale combatte con Pauliello perdendo la sfera. Cichella attaccato riesce a scaricare, poi se la cava egregiamente Paolì che serve ancora a Cichella, calcia addosso ad un avversario, la tiene in campo ma serve involontariamente Seferi che può andare nell'area di rigore, il tocco dietro di Seferi, fuori misura, gli urla qualcosa il suo allenatore che non ha sicuramente gradito la scelta di Seferi, rimessa laterale ora per la Zio Mauro Maccarrese. Battuta sul numero 7 Bibi che prova a calciare, si oppone con i pugni Caterini, sfera che rimane lì, sempre nella metà campo della Roma calcio 8, sbagliato ora il tocco di Ottaviani, può andare via Cichella, Cichella al limite dell'area, calcia col destro e sfera che termina di poco sul fondo, vicino alla doppietta Luca Cichella. Avanza la Zio Mauro Maccarrese in questo momento nella metà campo avversaria, ancora un altro tocco sbagliato, hanno sbagliato veramente tanti passaggi oggi gli uomini in maglia bianca-azzurra. Sul fondo parte il traversone sul secondo palo e c'è la grande opportunità per il numero 14 Ottaviani che a pochi passi manca il gol del 4-2. Ancora in verticale, Cichella recupera il pallone in modo regolare secondo il direttore di gara. C'è Marchetti che prova la botta col destro, Caterini la mette giù e blocca. Va poi al rinvio lungo il numero 12, anticipato Seferi. Scivola Lorusso, no, ha subito un'irregolarità secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per la Roma calcio 8. Sul punto di battuta c'è Luca Cichella. Calcio di punizione per la Roma calcio 8. Pochi minuti alla fine della gara. 4-1, abbastanza governato abbastanza bene dalla squadra di casa che non ha sofferto dopo essere passata in vantaggio. Cichella è sul punto di battuta, sono 3 gli uomini in barriera per il numero 1 della squadra ospite Vadala. Parte proprio Cichella e il pallone a giro, sfiora il gol Luca Cichella con questo bel calcio di punizione. Zio Mauro Maccarrese in avanti, avanza Bibi che mette questo pallone in verticale, fa buona guardia ad Alessandro che spazza via e costringe i biancazzurri a ricominciare dalle retrovie. Bibi ancora in verticale, Cichella ci mette la testa e mette in fallo laterale. Sfera che arriva dalle parti del numero 7 Bibi
che prova a combattere, la perde però, allora possibilità di contropiede per Seferi che è solo davanti a Vadala, il tocco di Seferi che termina in rete, c'è spazio anche per lui sul tabellino dei marcatori e il gol di Klaus Seferi è il 5-1 per la Roma Calcio 8 GSA. Dunque 5-1 per la Roma Calcio 8, attenzione al pallone perso nuovamente, la conclusione, stavolta Vadala può bloccare sicuro, la sua uscita non è stata sicuramente impeccabile nell'occasione del gol, recupera un altro pallone Cichella, avanza Cichella, c'è un compagno sulla destra, lo serve, ancora dietro per Cichella che torna sul destro e calcia trovando il gol del 6-1, dilaga ora la Roma Calcio 8, la doppietta personale per Luca Cichella che sale a 12 marcature in questo campionato. Pallone sulla destra per Zorzi che avanza palla al piede, prova a liberarsi, mette il pallone dentro. Chiuso in corner, sarà calcio d'angolo per la Zio Mauro Maccarese quando siamo alle ultime battute di gara. Pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Matteo Dell'Anno va vicino al gol il numero 9 della Zio Mauro Maccarese. Siamo nel recupero. Vedremo se la gara può regalare ancora emozioni, sicuramente non cambi. Attenzione ora. Pallone per la Zio Mauro Maccarese che lo perde, possibilità ancora di contropiede per la Roma Calcio 8, va via bene Seferi che calcia col sinistro, prova a metterci le mani, vada là, ma il pallone termina comunque in rete, trova la doppietta anche Seferi, il 7-1 della Roma Calcio 8 che in questi ultimi minuti ha trovato ben 3 gol. Due minuti di recupero da parte del direttore di gara appaiono decisamente inutili. Si deve ribattere. Due minuti di recupero dunque, mentre si è ribattuto il calcio d'inizio. Pallone ancora per la Zio Mauro Maccarese, parte un tentativo dalla distanza, fermato, poi Cichella copre la sfera, va a calciare in verticale verso un compagno, fa buona guardia Vadala. Pallone giocato dietro su Grasso che verticalizza verso Dell'Anno. Dell'Anno prova a girarsi, la sua conclusione è respinta, è messa in corner. Chiude comunque nella metà campo avversaria la Zio Mauro Maccarese. Pallone sul secondo palo, la blocca sicuro il portiere, arriva il triplice fischio, finisce 7-1 per la Roma Calcio 8 che ottiene la quarta vittoria consecutiva, fa un altro importante passo avanti in classifica, brutta sconfitta invece per la Zio Mauro Maccarese.